Amici di Sportisti, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genuso, pronto per commentarvi la gara numero 25 del campionato di eccellenza che vede scendere in campo Bagheria e Camarat. Il braccio non c'è nulla per il diritto di gara, poi nel frattempo la controlla, va giù col tacco, la palla rimane lì, poi il rimorchio Pierce ancora 2 volte, 3 volte! E poi Pierce la sblocca subito! 1-0 del Camarat, immediato, con il solito Ignazio Pierce. Su Caldiraro che guarda la porta, cerca la conclusione dritta tra le braccia però di Gaetano Dolenti, finta, qui sbaglia perché viene rubato il pallone proprio da Scozzari che ci ha preso gusto adesso sul mancino, potrebbe anche calciare, cercare una palla in mezzo, poi cerca Dolenti e poi il gol che arriva con Vetrano, però la bandierina è alzata, fuori gioco del signor Lafranca. Va Pisciotta con il mancino, lo apre bene questo sinistro, spiazza il portiere ed è 0-2. Comunale di Bagheria, poggio dietro per Scozzari che fa un gol impressionante col mancino, mamma mia che gol di Alessio Scozzari che la controlla e non ci pensa 2 volte. Poi Pierce, posizione regolare, Pierce senza totale di rigore, mette dentro sul secondo palo, Guadalupo non ha sbagliato, si chiedeva una posizione irregolare ma non c'è nulla per il guardalinee e Guadalupo da 2 passi fa il tris su questa palla meravigliosa di Ignazio Pierce. Cerca di appoggiarsi il velo da parte di Scozzari, poi Caldirano col destro con Dolenti che non accenna la parata, però adesso il Bagheria c'è e comincia anche a attaccare un po' di più rispetto alla prima frazione, ma intanto c'è un cambio, però a crossare in mezzo, Costa non perfetto, regala Guadalupo, paratissima e poi Pierce sulla respinta, però è fuori gioco, si appoggia centralmente, Vetrano cerca anche una conclusione da fuori, la traversa, ed adesso anche sfortunato però il Bagheria, avanza, vedi dall'altro lato Scozzari che la controlla, presente sul mancino, Scozzari va sul destro, Scozzari calcia, Dolenti ancora, qui Osvaldo, poi Pane verticale per Pisciotta che punta a Boatta, vede dall'altra parte proprio Pane, palla perfetta, Pane non la chiude perché c'è un super ballariano che va col corpo del fallo, però insomma tiene un po' Cuffaro, Caldirano però non si ferma così, Caldirano ancora salta tutti, Caldirano col destro, Dolenti e poi nuovamente col mancino non trova il gol, è sempre un super Dolenti, ma un Bagheria comunque secondo me ottimo gioco. Abate, ultima azione della partita, cerca un traversone insomma da dimenticare e poi va bene così, finisce la partita, vince il Camarat con il risultato di 1-3 e continua a volare nella sua corsa verso nel secondo posto al momento indicata, è sempre lì al primo, ma il Camarat è presente e lo fa vedere e lo fa capire soprattutto anche questo pomeriggio, vincendo contro un buonissimo Bagheria che però si ferma in casa proprio contro questo super Camarat.